Saluti a tutti, oggi siamo in Castello con una bella occasione, dopo a festare il nascimento di un assozio culturale nuovo, l'assozio della UNEDA Sardegna, e siamo con il suo presidente e il suo vice-presidente. Il suo presidente è Gianfranco Meloni, di precontaus in direttura su OITA, OITA che nasce questo assozio della UNEDA Sardegna. Ma l'idea nasce più di un anno fa, di un gruppo additento a questa idea e da proposta sei a tutti i suonatori. Non è stato facile, poiché in quest'anno ci siamo incontrati varie volte per scambiare le idee, i pensamenti e ognuno di noi tenia una propria idea di ciò che voleva fare. A Savini però siamo arrennesciusi a Callai e quindi siamo arrennesciusi a gattare un'idea comune per fondare un assozio che possibilmente ha da per regolli sa buona parte dei suonatori in Sardegna. E quindi io sono affestato su 22 di febbraio questo nascimento. L'assozio conta da 51 suonatori e la maggior parte dei associati storici che hanno lavorato per tantissimi anni in Sardegna. Quindi sono veramente contento e si inizia. Spero di poter accogliere tutti gli altri suonatori che hanno voluto seguire in questa esperienza. Noi siamo aperti a tutti. Pensiamo che teniamo una responsabilità importante per portare il Launeddas sul livello che merita, per portare il Launeddas canto più largo che possiamo. Andava bene, siamo pregiamo meda di questa nuova bella e ora stiamo con Sergi Lecisi, che è su vice presidente e fino a fare parte di un assozio storico dei suonatori della UNEDAS. Sergio, tu ti volevo preguntare come ti funti questo tempo su questo strumento? Adesso questo tempo sono abbastanza incoraggianti, si vuota quando ho cominciato tanti anni fa, più di 30, i giovanetti fiantavano. I maestri ancora de manco, 27 che 13 i maestri. A posti in questi 30-35 anni di impegno di tutti gli associati che sono nati in questo periodo, perché c'è stata, io intendo, l'esigenza di si associare, poi a valorare questo suono, questa sonata e appunto islaunedas, che è uno suono che si appartiene ed è giusto a cercare in tutto in maniera se poter tornare a valorare. Poi appusti della seconda guerra mondiale c'è stato veramente un decadimento e quindi iniziando si è cominciato a crescere come numeri e come persone interessate a questo suono, dove vai vivi mes comunitari, dove vai vivi suonando mes processioni, dove vai vivi suonando in sa missa, ma più che tutto suonando per accompagnare i balli fatti in maniera antica, in piazze e balli in tutte le comunità della Sardegna. Perfetto, grazie a Mera e ora intendevo a Marcello Truccas. E ora siamo con Marcello Truccas che è il segretario de Campos. Ora si depennai bene, e te Campos e poi te chi sta socio della UNED se sta intro. Dunque, a Campos è il coordinamento dei arti musicali e poeticas de tradizione orali della Sardegna. Riuniti praticamente noi artisi di tradizione orali, che avunti launeddas, tenores, su canta chitarra, sa poesia improvvisata, de quattro tipus, e poi doiadi su sa repentina, organettus e fisarmonicas. Tutte queste arti fanno parte di questo coordinamento che finalmente riunisce i intentus della tradizione, dal punto di vista della tutela, della valorizzazione, della diffusione, non solo in Sisula ma in fuori, perché queste sono sempre state le arti più apprezzate in fuori che noi abbiamo in Sardegna, quindi questa è sotto buona per la tutela, questa di Arerus che si va pregei. Devo fare il suo segretario, si chiede sul ruolo di segreteria, insomma, entro De Campos, e poi la UNED, l'importanza è
riguarda una dei artisi più antichi dell'isola nostra e quindi non poteva mancare in un'iniziativa di AICI. In questi 2 anni io cominciavo a lavorare con l'Assozio Leoneda Sardegna e contemporaneamente voi essere presenti in campus. Grazie a me, buona sorte in Gaisi. Grazie a tu pure. A Zibiri.